Sono Massimiliano Mastroeni e in I Priore non sarò il priore, ma bensì la persona che ne racconterà la vita, i tratti principali. In questa storia non appare Don Milani, ma c'è questo personaggio, questo bidello che io interpreto, Michele Zago. Arriva dal Veneto, arriva a Firenze proprio nel 1966 durante quella famosissima alluvione e da lì comincerà tutta una serie di cose che lo porteranno appunto a entrare in contatto con la realtà di Barbiana e con la storia di Don Milani. Oggi la lezione ve la faccio io. Scuola di Barbiana, lettera ad una professoressa. La sfida di questo spettacolo a livello registico è avvicinare i ragazzi a quello che è il teatro di narrazione. Non era mica un libro come tutti gli altri quello lì. E più lo leggevo, anche se facevo fatica a leggerlo, più lo capivo perché mi interessava. Per prima cosa bisognava insegnare ai più poveri a capire la lingua italiana. E fondò la prima scuola popolare. Secondo Don Lorenzo, il compito della scuola non è dare informazioni, informare, ma formare. Formare individui pensanti in grado di leggere il mondo e di migliorarlo. Perché come diceva Don Lorenzo, ogni parola che non capite oggi è un calcio in culo che prenderete domani.